Ciao a tutti, oggi mi sto rasando i capelli, è domenica, non c'è niente da fare perché è brutto tempo e fuori nevica, ma non ha ancora attaccato la neve, per cui si presume stasera, stanotte inizierà a attaccare per terra. Io, siccome non abbiamo niente da fare, non possiamo uscire, in televisione non fanno niente, c'è il fuoco da stare attenti, eccetera, eccetera, io ho deciso di tagliare i capelli, di rasarli, perché mi scoccia andare alla parrucchiera e spendere 15 euro per rasare i capelli, quando posso arrangiarmi io. Quindi, prima ho iniziato. Ho iniziato, ma sapete con cosa ho iniziato? Con il mio Silk Peel, che ha anche la funzione di rasoio, quello che fa i peli, diciamo quasi così corti. Adesso ho passato il rasoio, quello per i capelli, e quindi avevo usato quello. A un certo punto non tagliava più niente, sì che sono rimasta con circa mezza testa più o meno rasata e poi dietro mi ha iniziato a bruciare i capelli, questi qua dietro sulla nuca sono bruciati, quindi devo rasarli per forza in ogni caso. E quindi ho chiesto a mia mamma se me li rasava lei, però siccome doveva andare via mi ha lasciato qui il rasoio di mio papà e quindi faccio con il rasoio e quindi mi sto rasando i capelli da sola perché bisogna arrangiarsi nella vita, no? E quindi questo è il risultato che ho fatto fino adesso. Ho ripassato quello di prima e sono corti come li voglio io, cioè sono quasi pelata praticamente. Ah, devo tagliare un attimo qui perché sono rimasti un po' lunghi qua. Qui è difficile perché se no rischio di tagliare quelli lunghi. Sì, da solo è un po' difficile, soprattutto qua dietro, però vedremo il risultato dopo. Ok, allora, dovrei fare anche di qua, volevo però prima arrivare qua dietro perché qua dietro è più tragica la cosa, qui, ecco, qui è dove non li ho rasati, sì, che figata. No, beh, aspettate perché questo è quanto fino ad adesso, così, quindi adesso continuo. Cioè, la domenica bisogna trovare qualcosa da fare. Siccome io non sono una che cucina, non sono una che fa cose del genere, ho deciso di dedicarmi alla mia testa. Ok, finito. Ho finito, li ho rasati. Questo è il risultato. Qua ho i miei capelli. Adesso li butto. Devo sbattere tutto e mi devo fare una doccia perché sappiate che se rasate i capelli in casa vi riempite ovunque e riempite anche il bagno. Io mi sono presa delle precauzioni, però non ha molto funzionato. Comunque sono contenta, sono belli rasati come li voglio io e sono quasi pelata praticamente, è rimasto 1 millimetro di capelli, toh, sì. Problema, ho tagliato un ciuffo di capelli lunghi. Per me sono giusti, non ci sono buchi, non ho fatto danni evidenti, quindi buono. Sono contenta, ho risparmiato 15 euro questa volta. Ok, siccome devo fare la doccia adesso, come già detto, allora io per la doccia utilizzo questo della Cien, quello che è, del Lidl. Questo qui è il Destination Marrakesh, io ve ne ho parlato in tanti video prodotti finiti, perché questo è uno di quei bagnoschiuma che mi piace tantissimo, la profumazione proprio mi piace tanto, non mi secca tantissimo la pelle, quindi insomma non è malissimo, l'aveva consigliato anche Carlita nei suoi video. Questo qui in genere però si trova in estate, adesso sì, sapete che non ho fatto caso l'altro giorno se c'era. Comunque io lo compro in estate in genere, faccio una scorta, mi pare che ne ho ancora uno di questi qui, e forse li ho finiti, e quindi uso questo qua. Ha una profumazione orientale, molto dolce e orientale, non troppo dolce tipo la vaniglia, però ha una profumazione veramente buona. Ho prurito ovunque perché ho capelli ovunque e sapete che fanno un prurito tremendo. Ecco perché dalla parrucchiera ti coprono, porca miseria. Per quanto riguarda il corpo invece io utilizzo questo,
il burro della Caloderma, questo qui al karité, burro di cacao, da 300 ml, quindi abbastanza. È così, è molto 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 burrosa la consistenza, e infatti lo metto sul palmo della mano e poi faccio così in modo che si sciolga fuori, italiano. E questo qui è per la pelle molto secca. In realtà lascia molta scia bianca, è difficile da stendere come burro. L'ho utilizzato anche oggi sulla faccia perché ho la pelle secca, essendo che il tempo è stranissimo quest'anno, ho la pelle della faccia che non riesco più a tenerla a bada, e oggi era secchissima, sicché ho messo proprio questo burro e quindi utilizzo questo. Come deodorante sapete che io utilizzo questo qua, il Pearl Beauty della Nivea, il roll-on. Ne ho due da finire, cioè che sono sottosopra così, e quindi adesso vedo di finire questi qua. A fine doccia, a fine tutto, io utilizzo il profumo dei cinesi, questo qui si chiama Ayla e è dolcissimo. Questo è veramente dolcissimo, però io lo adoro, è la seconda volta che lo compro, quindi io a fine di tutto uso questo, lo spruzzo sia sui vestiti, sul pigiama, adesso mi andrò a mettermi il pigiama, quindi mi cambierò pigiama, e sia sui vestiti normali, anche quando esco, quando vado anche a letto io mi metto il profumo, e questo qua. Poi per la faccia ritorno al discorso di prima, utilizzo sempre il burro di karité e cacao della Caloderma. Se no di solito per il giorno utilizzo questa qui, che l'avevo presa da Eurospin. Questa è una crema giorno per il viso, c'è scritto idrata, nutre e protegge, 50 ml. Questa qui era senza varie cose, quindi era una buona crema con un buon inci, che purtroppo qui non c'è l'inci perché la scatola l'ho buttata e quindi non c'è più. Ne ho usata parecchia, e questa devo dire che per le stagioni vie di mezzo va benissimo. Adesso è un po' più, diciamo, un po' più inutile perché non idrata molto la mia pelle. E per i piedi questa, anche perché devo finirla, e quindi ho questa qui della Dr. Scholl. Questa è quella per i talloni, per i piedi secchi come i miei. Io la metto proprio abbondante e poi ci metto i calzini sopra e lascio che si assorba da sola. Il profumo, cioè ha profumo, però non, cioè si sente quando la tirate fuori, quando la stendete, la applicate, però se no non si sente il profumo. E niente, è da massaggiare. Io prima la massaggio un pochino sui piedi e poi ne metto un altro strato e metto i calzini, così si assorbe eccetera eccetera. Conservare al di sotto dei 25 gradi, non c'è problema, in questa casa più di 25 gradi non ci sono. E basta, la doccia che farò oggi è molto semplice, quindi non vado a fare scrub, non vado a fare niente, anche se in realtà non era nelle mie previsioni domenicali. Comunque va bene, dai. Questo è quanto per oggi, un video diverso dal solito. Sì, che bello avere i capelli corti. Mi sento così libera, adesso morirò di freddo in testa, non importa. Ogni lunedì tutorial, mi raccomando, io non voglio eliminare i tutorial dal mio canale, quindi ogni lunedì c'è un tutorial, e gli altri 2 giorni a settimana video un po' più chiacchiericci. Ah sì, e poi, no, visto che sono qui, aspettate, oggi ho visto un video di, non mi ricordo più come si chiama, questa ragazza si lamentava che vanno molto di più i video stupidi, e è vero, rispetto ai tutorial che sono utili. Questo è vero, l'ho notato anch'io sul mio canale, l'ho notato moltissimo. Io quando ho iniziato a fare i video tutorial sulle perline, diciamo che erano seguitissimi. Se voi andate a vedere i vecchi tutorial sulle perline, i primi, quelli con le super duo che erano i primi, erano appena uscite quelle perline eccetera eccetera, hanno tantissime visualizzazioni, tantissimi mi piace, cioè veramente erano seguitissimi. Io ero seguitissima per i tutorial. Adesso io continuo a fare tutorial, ma non più come prima, solo una settimana, perché appunto ho visto che non vanno, cioè io ho visualizzazioni ma non più come una volta, cioè quasi niente rispetto a quante ne avevo anni fa,
e diciamo che mi dispiace, però diciamo che il mio canale si è evoluto, mi sono evoluta io, sono cambiata io, sono cresciuta io, ho iniziato a fare video, anche vlog, che sono video, se vogliamo dire, stupidi, inutili, però come vi ho detto a me tengono compagnia a voi, quindi li faccio. Ho iniziato a fare video assaggio, ho iniziato a fare video haul, video review, ma perché comunque, ecco, questa ragazza dice li trovo inutili, io non farò mai video assaggi, non farò mai video review perché li trovo inutili. Sì, da un certo punto di vista sono anche inutili, tante volte sono video sì inutili o magari non interessanti, ecco, mettiamola così, non sono interessanti. Ci sono persone a cui piacciono solo tutorial, seguono solo i tutorial sul mio canale, sanno che il lunedì c'è un tutorial, vengono a guardarlo e boh, chiusa lì. Ma cerco comunque, secondo me, bisogna cercare di vederla un po' più larga la cosa, nel senso, ok, non sei qui su YouTube per fare soldi, però devi cercare di adattarti a quello che è YouTube, quello che è diventato YouTube adesso. Cioè adesso YouTube è diventato review, haul, tutti questi vlog ogni giorno, è diventato così e i tutorial stanno andando a scemare, cioè non vanno più, mamma sti capelli sono ovunque. I tutorial non vanno più e me ne sono accorta anch'io, però io comunque è un mio hobby e voglio continuare a condividerlo con voi, quindi un tutorial lo faccio uscire a settimana, però comunque cerco di adattarmi a quello che è il YouTube di adesso, per quello faccio video diversi e niente, sì, insomma, se non piacciono basta disiscriversi al canale oppure seguire solo i video che piacciono, insomma. E appunto questa ragazza si lamentava di questo fatto che vengono seguiti i video più stupidi che esistano e i video che possono essere utili come i tutorial non vanno, a meno che non sei famosa. Allora anche un video tutorial semplicissimo, tipo come fare la pasta, come cuocere la pasta, cioè ha 10.000 visualizzazioni, 100.000 visualizzazioni e se lo fai tu, se lo faccio io ad esempio un video del genere, a sì e no 100 visualizzazioni, basta, si ferma lì. Sì, è vero, cioè vengono seguite persone che non fanno niente, cioè nei video magari non dicono neanche niente di contenuto e invece noi che magari mettiamo contenuti diversi e tutorial non veniamo più seguite o veniamo seguite di meno. Sì, ok, io ho un minimo guadagno, però io il mio guadagno non posso dirvelo, però posso dirvi che non guadagno quanto immaginate, nel senso che non è un lavoro, non è un guadagno stratosferico e con le visualizzazioni che ho adesso ogni 2 o 3 mesi ho il pagamento. Quando andavano i miei tutorial ogni mese avevo il pagamento, cioè diciamo che è una cosa un po' intricata da spiegare, ma comunque io continuo a fare, ma non per il guadagno, questo volevo dire, perché il guadagno è pochissimo. Se avessi 100.000 iscritti, ovvio che ogni video è un guadagno, però nonostante tutto io continuo a fare video, nonostante siano pochi iscritti, nonostante non a tutti piacciono i video che faccio, io continuo a farli perché comunque è un passatempo per me e non è un lavoro, quindi continuerò comunque a fare tutti i tipi di video e non mi importa se magari uno è più interessante, uno meno, uno è stupido, uno è una cosa fenomenale, cioè non mi interessa, io continuerò comunque a fare tutti i generi di video. A me piacciono molto poi i video tag, mi piace guardarli, i vlog mi piacciono, mi piace guardarli perché vedi com'è realmente una persona, a meno che il vlog non sia uno di quelli che ho proprio costruiti, no, sapete i miei non sono costruiti, i miei sono proprio casalinghi al massimo, ma mi piace seguire tutti i video, veramente, ecco le challenge non mi piacciono. Le guardo, i video challenge li guardo, però non mi piacciono personalmente, però insomma ognuno ha i propri gusti ovviamente, come in tutte le cose. Niente, il video è diventato lunghissimo, io devo fare la doccia, penso che mio moroso debba venire in bagno, quindi
è meglio che esco, gli chiedo se deve venire in bagno, poi mi faccio la doccia, la merenda l'ho già fatta e non so che ora sia, forse le 4, le 5, non lo so. Vi ringrazio per aver seguito questo video, tutti i miei link ai social li trovate sotto nell'info box e basta. Io vi ringrazio sempre, ogni video, perché comunque ci sono persone che mi seguono sempre e quindi nel prossimo vlog devo salutare una bambina, quindi il prossimo vlog, non questo. Niente, vi ringrazio e ci vediamo alla prossima. Ciao, buona domenica. Ah no, buona domenica a me, a voi non lo so. Buona giornata. Ciao.